Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo le previsioni per questa giornata di mercoledì 5 febbraio 2020. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Grazie. Il vostro sostegno per noi è importante e è uno stimolo a proseguire ad andare avanti. Bene, allora la giornata di oggi appartiene al dominio di Mercurio, dunque una giornata che sicuramente sarà abbastanza movimentata, piena di scambi, contatti, mail, chat e tutto quello che è la comunicazione, i mezzi di comunicazione, perciò anche editoria, giornali, radio, TV. Dunque questi sono un po' gli ambiti di principale influenza che questo dominatore appunto applica nelle nostre vite, mettendo appunto un accento su questi ambiti. Non solo, sicuramente metterà in luce anche le transazioni di sé per sé, le interazioni intese come mediazioni anche tra più persone, o ancora potrà essere giornata dedicata ai fratelli, cugini, zii, queste figure qua. Allora, che sono tipiche, scusate, di Mercurio, si associano appunto a questo dominatore. Cos'altro dire? Ovviamente non basta solo sapere che è la giornata di mercoledì ed è dominato da Mercurio. Sappiamo che questo sarà il leitmotiv, ma ci sono sempre degli altri aspetti che prendiamo in considerazione per fare queste previsioni. Per cominciare, il dominatore del mese di febbraio è Pesci, almeno anticamente, e dunque dal 1° al 29 quest'anno febbraio avremo questa costellazione ad influenzare un pochino questo periodo, che sicuramente per tutti risulterà più o meno fortunato. Attenzione però, perché può portare anche dei disturbi, ad esempio collegati all'alimentazione, collegati alle reazioni agli alimenti e ai farmaci. È possibile appunto che vengano fuori eczemi, orticarie, pruriti, attenzione ai piedi perché potremmo sbatterli più di frequente. Insomma, questo è un altro aspetto che dobbiamo tenere conto per tutto questo mese, soprattutto laddove questo dominatore andrà a scontrarsi o a incontrarsi con costellazioni associate ad altri dominatori con cui non c'è simpatia. Ovviamente non sto qua a entrare nel merito perché siamo nelle previsioni del 5 febbraio, dunque giornata di scambi, giornata in cui comunque non dobbiamo essere superficiali nelle cure, perché appunto potrebbe avvenire una recrudescenza di qualche malattia oppure di qualche disturbo. Dunque pensavamo di essere usciti da un qualcosa, invece tenteniamo ancora. Mi raccomando, però attenzione a non fare le cure fai da te. Ok, questo è un po' il consiglio per questa giornata. Inoltre abbiamo altri dati, abbiamo i dati collegati alla stella Capo e alla seconda costellazione della giornata. Dunque la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi è Capricorno e in seconda posizione abbiamo Gemelli. Gemelli torna ad essere del dominio di Mercurio, questo accentua gli aspetti più negativi, dunque occhio, perché potrebbe esserci delle comunicazioni non chiare. Questo è dovuto appunto al connubio con Giove in questo ambito, avendo appunto Mercurio in opposizione. Attenzione, perché forse non vi diranno tutto, forse non direte tutto, forse la comunicazione non sarà sufficientemente chiara e è possibile che in ogni caso la tendenza sia quella di tirare l'acqua al proprio mulino. Occhio anche, perché è vero che abbiamo detto che l'ambito di riferimento in questa giornata sono le comunicazioni, i mezzi di comunicazione, fratelli, cugini. Potrebbe essere però, dalla presenza appunto di Gemelli in seconda posizione, che questi aspetti possano essere in chiave negativa, dunque preoccupazioni che magari che ci arrivano per una qualche situazione che riguarda queste figure, probabilmente può essere collegata a qualche questione di salute, oppure non lo so, magari avranno qualche difficoltà legato al lavoro. Abbiamo questa costellazione
che apre appunto il viaggio della Luna, che è Capricorno, che ci parla di questo settore, ma ci parla anche della possibilità di, soprattutto quando abbiamo Capricorno e Gemelli così consecutivi, di noie collegate a chiacchiere, ingiuste accuse e quant'altro. Dunque è una giornata un po' particolare dove appunto potremmo essere magari anche oggetto di questo genere di attenzioni e di pettegolezzi che purtroppo potrebbero disturbarci, soprattutto dandoci molti pensieri, ma con la nostra diplomazia, che oggi comunque Mercurio ci influenza anche in questo senso, potremmo riuscire a mettere una pezza a certe situazioni. Buona comunque la giornata legata all'aspetto economico, può essere sicuramente una giornata positiva, favorevole, sempre però facendo attenzione che le comunicazioni siano chiare, il più chiaro possibile, che ogni aspetto delle nostre comunicazioni, delle nostre trattative venga analizzato, approfondito. Un altro avviso in questa giornata: per chi soffre di gastrite, attenzione, perché è una giornata che potrebbe dare questo genere di fastidi, stomaco in generale, e anche qualche, diciamo, qualcosa collegato all'ambito femminile del ramo familiare, perciò abbiamo di mezzo sicuramente anche quest'altro aspetto. Dunque una giornata comunque di base favorevole. Poi a seconda degli aspetti, delle costellazioni, degli elementi che predominano nel nostro personale oroscopo, chiamiamolo così, o quadrato di nascita in chiave antica, allora avremo delle influenze in più. Per esempio, occhio, perché se avete una predominanza di aria, attenzione a non dire, se già abbiamo qualche difficoltà nella comunicazione, potrebbe esserci qualche confusione in più, occhio a non dire le cose sbagliate, ad essere molto attenti e a non farci film, ok? Oggi è una giornata che i segni d'aria meglio che non pensano, perché il film parte con regia, scenografia, tutto, tutto con lo stesso soggetto, il protagonista, tutto è sempre la stessa persona, dunque attenzione, non ci lanciamo in questo senso. I segni di fuoco possono avere invece qualche fastidio in più legato a possibilmente a un prendersi di punta con qualcuno appunto della famiglia, oppure potrebbe anche essere che qualche iniziativa ci spinga a lanciarci senza però avere le idee chiare. Ho detto, mi raccomando, oggi attenzione a cosa leggiamo, a cosa scriviamo, a cosa comunichiamo, leggiamo bene tutte le postille dei contratti, mi raccomando, attenzione. Buono per i segni di terra, effettivamente per loro è una marcia in più questa costellazione che apre questa giornata oggi, in più con Giove favorevole appartenente appunto al dominio del mese di febbraio attraverso la costellazione Pesci. Per loro oggi giornatona. Restano i segni d'acqua. Per i segni d'acqua abbiamo anche qua particolarmente attenzione all'emotività che certe situazioni possono creare e a certi rancori che si possono accumulare, dunque occhio, non diamo peso, non ci offendiamo, lasciamo correre, non è la giornata adatta è più una giornata che invece, se metteremo a frutto alcuni progetti, alcune cose, potremo essere molto più concreti in questo giorno, perché arrivano delle buone spinte da Mercurio e questo Capricorno in stella capo che ci rende più concreti, dunque usiamolo al meglio. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ho anche allungato tantissimo, dunque vi aspetto domani con le previsioni per giovedì 6 febbraio 2020. Un grande abbraccio e una buonissima giornata a tutti, a presto!